Oggi in piazza Cavour una raccolta di cibo in occasione della Santa Pasqua per chi ne ha bisogno, per l'associazione volontari di strada organizzata dal movimento SIAS. Ecco, ne parliamo con Enzo Sardo e con Anna Marino. Io sono Enzo Sardo, sono presidente provinciale del Movimento Cristiano Lavoratore, all'interno del quale poi abbiamo diverse strutture, tra le quali il patronato SIAS, che è qui di fronte a Piazza Cavour. Abbiamo nel nostro statuto, all'articolo 1, abbiamo la scrittura che siamo un movimento di solidarietà, e quindi oggi, che è il sabato delle Palme, abbiamo organizzato assieme a Anna Marino, una stupenda donna che dà tutta se stesso per questa città, e la città ne deve prendere atto, e quindi si sta sacrificando assieme ai suoi collaboratori, che sono molti, per raccogliere cibo e ricordarci che nella Santa Pasqua ci sono anche quelli che stanno male. Devo dire che l'appello è stato raccolto da molte persone, perché abbiamo avuto tanti amici qua tra di noi, tra i quali abbiamo il mio grande amico di infanzia, che è Giovanni Patti, con la quale abbiamo organizzato assieme l'Università di Agrigento, e quindi oggi deve essere una giornata di festa, perché pensare per chi sta male è un giorno di letizia, e l'abbiamo voluto fare scientificamente, e stiamo significando tutti i nostri amici per mandare un appello alla città. Tenete presente che per stare bene quelli che stanno bene, devono stare bene anche quelli che stanno male. La solidarietà è una cosa che appartiene a tutti, non solo al Movimento Cristiano dei Lavoratori, al patronato sia ai volontari di strada, ma appartiene all'essenza della vita dell'uomo. Anna Marino, allora parliamo dell'associazione, il tuo impegno quotidiano è indiscutibile, oggi qui in piazza Cavour per donare, ma l'appello che facciamo è di donare sempre, non solo oggi sotto le feste di Pasqua, perché durante tutto l'anno c'è chi ha bisogno e c'è chi soffre. Sì, intanto oggi è una giornata particolare e specialissima, perché siamo proprio alle porte della Santa Pasqua e il nostro intento è proprio quello di assicurare un po' di tranquillità, un po' di serenità proprio in occasione di questa festività. Devo dire che l'appello sta rispondendo, ma devo dire grazie ad Enzo Sardo con il Movimento Cristiano Lavoratori e al direttore del patronato SIAS, che sono impegnati, hanno organizzato tutto questo, e devo dire con molta sincerità che ci hanno osservato, poi sono venuti in sede a constatare la drammaticità della situazione e ci hanno organizzato questo evento. Siamo rimasti senza parole, perché veramente è un atto bellissimo. Del loro comunicato mi ha colpito una frase: il dono deve essere l'essenza della solidarietà, ed è giusto, perché al di là delle parole, che possono essere anche di conforto, c'è bisogno anche di azioni concrete, forti, perché la gente, diciamocelo chiaramente, senza sotterfuggire, fa la fame. C'è una povertà assurda, dove ci sono parecchie famiglie che non hanno cibo a casa per dare ai propri figli, dove non possono pagare le bollette e tutto quanto, quindi grazie di cuore. Voglio precisare una cosa, e questo me lo consenti, che chi non potrà venire stamattina, perché magari la raccolta continuerà presso la nostra sede al Viale della Vittoria, dove nel locale dell'ex Guarda, per tutta la settimana, in modo da poi offrire maggiormente qualcosa alle persone che sono in grave stato di disagio e di bisogno. E per comodità, chi non può andare lì può venire qui al patronato SIAS, le può portare al patronato SIAS, e poi noi li porteremo. Anna Marino è organizzata, perché ha un bel furgoncino, quindi verranno col furgoncino e le verranno a prendere. Voglio sottolineare che qualche settimana fa Paolo Canduscio, che è di Ribera, che è un grande coltivatore di arance, ha donato un furgoncino di arance, per cui gli mandiamo un grazie per via etere, perché se lo merita, e mi ha detto che farà altre cose per questa associazione e per la mensa della solidarietà. Grazie di cuore, perché questo spero che sia solo un inizio, certo, che in futuro abbiamo altre collaborazioni, perché vedo che c'è tanta empatia e tanta voglia di aiutare le persone che sono in Ecco, facciamo un appello per la Santa Pasqua: agrigentini, donate alla mensa della solidarietà, ma anche al movimento, all'associazione volontari di strada.
Sì, allora, amici, noi siamo contenti perché ogni volta che lanciamo qualche appello rispondete in tanti. Il cuore dell'Agrigentino è immenso e lo sappiamo, però soprattutto in questa Santa Pasqua cerchiamo di assicurare una certa tranquillità, serenità alle famiglie che si trovano in grave stato di disagio e di bisogno. Il messaggio che mandiamo a tutta la città e anche a quelli che non sono della città, ma a tutta la Sicilia in particolar modo, Sì. a chi amministra questi nostri territori, che stiamo tentando di organizzarci in modo tale che Agrigento diventa una città solidale, e per questo abbiamo messo già gli occhi, la testa e il pensiero sul Boccone del Povero, che è un edificio abbandonato, e cercheremo dopo queste elezioni, vedremo chi vincerà, di organizzare una manifestazione insieme a loro per vedere di trovare dei fondi e dedicarli a chi sta male, così come ha fatto Biagio Conte a Palermo, perché Anna Marina è il nostro Biagio Conte. Magari fare un dormitorio provvisorio, perché c'è gente che vive in strada e Agrigento non ha mai avuto un dormitorio, e questo è importante sia d'estate che d'inverno, perché è vero che c'è la gente che non ha la casa e quindi ha bisogno, ma c'è anche gente che per una scelta di vita vuole stare fuori, Sì, vuole abitare fuori, sì. però avere un riparo la sera è una cosa importantissima, quindi anche avere poi la possibilità di pulirsi, di farsi una doccia, di fare una colazione, questo sarebbe una cosa meravigliosa perché non c'è un precedente qua ad Agrigento e questo sarebbe veramente bellissimo. Gaspare Piscopo, ecco, velocemente anche tu hai voluto contribuire a questa iniziativa? Sì, abbiamo cercato di contribuire assieme ai miei colleghi Luigi e Margaret, perché abbiamo conosciuto questa associazione e quello che fa. I volontari di strada, in particolare Anna e le sue collaboratrici Serena e gli altri, si adoperano quotidianamente e danno risposta a delle esigenze alle più disparate. Per questo non potevamo rimanere insensibili, dovevamo, e credo tutti dovremmo dare una mano a questa associazione che ogni giorno, non solo nelle giornate come adesso, ma ogni giorno aiutano queste persone. Stiamo parlando di famiglie dell'Agrigentino veramente in difficoltà. L'unica cosa che adesso si può fare è coinvolgere tutto il terzo settore, noi come patronato, come MCL, come CAF, l'invito è esteso anche ai miei colleghi di altre sigle, è esteso anche alle istituzioni. Devo solo dire che i dipendenti dell'INPS di Agrigento hanno aderito in maniera forte e per questo dico grazie a chi vorrà donare qualcosa.